Salve a tutti, dopo aver visto il servizio di Rete Veneta che denunciava il non funzionamento dell'assessore della stazione dei treni, mi sono attivato. Questo è il messaggio che ci ha inviato il blogger bassanese Luca Faccio, personaggio ben noto in tutto il Veneto, che ci ha comunicato la tanto attesa notizia. È stato riparato l'ascensore guasto da settimane al binario 1 della stazione dei treni di Bassano. Da semplice cittadino, sfruttando le sue conoscenze, è riuscito a portare a casa un risultato molto importante, soprattutto per le persone con problemi di deambulazione, muovendosi, è inutile negarlo, al posto di chi occupa il palazzo di via Matteotti. Ho scritto all'assessore Lanzarin perché lo ritenevo un problema sociale e all'assessore ai trasporti De Berti per sensibilizzare la questione. Poi mi sono rivolto al- all'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato a Roma affinché eh, per sensibilizzare ulteriormente e stamattina mi hanno comunicato che l'assessore è stato riparato. Insomma, una buona notizia grazie al lavoro di squadra. Noi con i nostri servizi di denuncia, lui con la grinta di chi ha tutte le intenzioni di lottare contro le barriere architettoniche.